È saltato l'incontro in carcere tra Filippo Turetta e i genitori, vertice in prefettura Padova per i funerali di Giulia Cecchettin. La data verrà scelta dal papà Gino dopo l'autopsia. Ancora nessuna notizia di Luca Livieri, 43enne di Martellago, di cui la famiglia non ha notizie da lunedì. Era uscito per andare al lavoro, ma non è mai arrivato. Venezia continua a interrogarsi sulla mancanza di sicurezza in città. Secondo il consigliere regionale Montanariello, lo spopolamento ha fatto mancare quella rete sociale che contribuiva al controllo del territorio. Fine vita al patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. I vescovi si sono recati oggi a casa di Stefano Geller, 50enne affetto da distrofia muscolare, autorizzato suicidio assistito. La lotta alla violenza sulle donne si combatte anche con l'educazione e la sensibilizzazione delle nuove generazioni. A Mestre un incontro con tanti giovani ed esponenti del centro antiviolenza. Federalberghi Veneto si prepara a festeggiare i 50 anni con una serata a cui sarà presente anche il ministro Tajani. Molte le questioni sul piatto e sul ticket d'ingresso, il presidente Schiavon si dice favorevole. 100 anni dalla nascita di Lorenzo Milani, parroco particolarmente amato dai mestrini per il suo modo rivoluzionario di educare per essersi occupato di dipendenze. Buonasera, bentrovate e bentrovate edizioni di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Cominciamo subito con le notizie. In primo piano ancora l'omicidio di Giulia Cecchettin. Per quanto riguarda Filippo Turetta è saltato l'incontro in carcere con i genitori. Vertice in prefettura per i funerali di Giulia. La data verrà scelta dal papà Gino dopo l'autopsia prevista per venerdì. Hanno rinunciato ad incontrare il figlio. Nicola Turetta e Elisabetta Martini erano attesi nel carcere veronese di Montorio dopo il via libera del magistrato all'incontro con il figlio Filippo, detenuto da sabato per l'omicidio di Giulia Cecchettin. I genitori del giovane però non hanno seguito il legale per il colloquio. Una rinuncia sembra motivata dal peso che potrebbe avere questo primo incontro sia per i genitori che per il 22enne di Torreglia. C'è la necessità di ricorrere ad un aiuto psicologico. Mamma e papà di Filippo Turetta non vedono il figlio da quel maledetto 11 novembre, giorno in cui il ragazzo è uscito di casa dopo un pomeriggio trascorso con Giulia, l'ha barbaramente uccisa. Papà Nicola, quando il figlio venne arrestato lo scorso 19 novembre, nell'ultima intervista rilasciata, aveva detto che per lui e la moglie non sarebbe stato facile rivedere il figlio dopo quello che aveva fatto. Intanto per il giovane è improbabile che in questa fase dell'indagine venga richiesta la perizia psichiatrica, perché non ci sono diagnosi pregresse di problemi mentali. Viste le sue dichiarazioni spontanee rese ieri dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere davanti al giudice, si ritiene che la linea difensiva del giovane possa puntare sull'esclusione della premeditazione e su un'incapacità totale o parziale di intendere e di volere, per tentare così uno sconto di pena. Intanto oggi in prefettura a Padova si è tenuto un comitato per l'ordine e la sicurezza per l'organizzazione dei funerali di Giulia Cecchettin nella Basilica di Santa Giustina. La data delle esequie non sarà sabato 2 dicembre, ma sarà decisa dal papà della 22enne, Gino Cecchettin, una data che sarà stabilita con ogni probabilità dopo l'autopsia prevista per venerdì e del nulla osta per la tumulazione. Non si hanno ancora notizie di Luca Livieri, il 43enne di Martellago, di cui la famiglia non ha più notizie da lunedì. L'appello della moglie Elisa: se vedi questi messaggi torna, siamo preoccupati, tutto si risolve. Era uscito per andare al lavoro ma non è mai arrivato, al cellulare non risponde, sembra abbia prelevato 7.000 euro dal conto. Livieri ha 2 figli di 11 e 15 anni, uno frutto di un rapporto precedente, sarebbe stato visto a Mestre e a Mogliano tra lunedì e martedì. I militari stanno verificando segnalazioni e avvistamenti. Alla figlia domenica sera aveva detto: sono stanco, non ce la faccio più. Quando è uscito la mattina seguente indossava pantaloni neri della tuta, un giubbotto imbottito blu con interno arancione fosforescente, un cappello tipo berretto mimetico verde e scarpe da ginnastica. Venezia continua a interrogarsi sulla mancanza di sicurezza in città e secondo il consigliere regionale Montanariello lo spopolamento ha fatto sì che quella rete sociale che contribuiva al controllo del territorio mancasse. Vediamo. Quanto è sicura Venezia? L'omicidio di San Geremia è evidentemente un fatto troppo grave per fare testo, ma è pur vero che risse, accoltellamenti, borseggi anche violenti, spaccio, che oramai avviene a cielo aperto, aprano ad un dibattito più ampio.
Secondo il consigliere regionale Jonathan Montanariello, lo spopolamento è una concausa dei problemi attuali. Lo si vede bene quando è bassa stagione, come adesso, e Venezia si svuota, assumendo la malinconia della località balneare d'inverno, con alberghi chiusi e affittanze turistiche vuote. La città rimane semideserta, in balia di se stessa e a volte poco sicura. La turistificazione di Venezia alla fine ha portato altro allo smantellamento di quello che è un sistema sociale e di relazioni che c'era all'interno della città. Ormai a Venezia o si vive all'interno di quelle che sono le case ERP, le case ATER, quindi una serie di situazioni legate ad alcune fragilità di reddito che gli permettono l'accesso, ma tutta quella che era quella classe media che animava, viveva, commerciava e popolava la città è venuta a mancare. Il flusso continuo, che di giorno attraversa un'arteria affollata come Lista di Spagna e San Geremia, ad esempio, non deve trarre in inganno. Qui in realtà oramai vivono in pochissimi. Ecco la zona vista dall'alto, dal portale del comune. I puntini viola sono alberghi, giallo affittanze turistiche, rosso struttura extraalberghiere. La mappa interattiva dell'Osservatorio per la Casa Ocio, basata sempre su dati ufficiali, dice anche quanti abitanti e quanti posti letto turistici si contano in ogni isolato, e i residenti sono oramai una razza in via di estinzione. Questo alla fine si traduce in un tessuto sociale poco popoloso, poco animato, relazioni che mancano all'interno di calli e campielli, bambini che smettono di giocare nei campi, relazioni che smettono di consumarsi nella città, e quindi questo è un termometro di quello che sta diventando la città per le politiche sfrenate che ci sono in nome del turismo, in nome del guadagno, in nome dell'economia drogata attraverso la quale si sta spingendo questa città, con un completo non controllo politico e quindi con una completa assenza della gestione politica. È stato fermato dai carabinieri in quartiere Piave con addosso 34 grammi di eroina dentro 3 ovuli termosaldati. Un nigeriano di 32 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per spaccio di stupefacenti a Mestre. Il rito direttissimo nella mattinata del 27 novembre lo ha condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione con il beneficio della sospensione della pena. È stato pertanto rimesso in libertà con l'obbligo di svolgere lavori di pubblica utilità. E il patriarca di Venezia, il presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, Monsignor Francesco Moraglia, il vescovo di Vicenza Giuliano Brugnotto, il vescovo di Trieste Enrico Trevisi e il vescovo emerito di Vicenza Beniamino Pizziol si sono recati oggi a casa di Stefano Geller a Cassola. Il 50enne affetto da distrofia muscolare è stato autorizzato dall'azienda sanitaria al suicidio assistito e da sempre si batte per poter decidere liberamente quando porre fine alle proprie sofferenze. Il dialogo sul tema del fine vita è durato oltre un'ora, durante la quale è emersa la volontà di Geller di incontrare il Papa. Lotta alla violenza di genere si combatte anche con l'educazione e la sensibilizzazione delle nuove generazioni. La telefonata della donna vittima di violenza ha la priorità su tutte e l'operatore già sa di che cosa stiamo parlando. La presenza di tanti giovani alla tavola rotonda incentrata sulla lotta alla violenza sulle donne è probabilmente il dato più positivo dell'incontro organizzato a Mestre nell'ambito del Novembre Donna, il mese focalizzato proprio al contrasto e alla sensibilizzazione sulla violenza di genere. Dobbiamo far capire ai giovani, e adesso lo sta spiegando il centro antiviolenza del Comune di Venezia, quali sono i piccoli segnali, quello che serpeggia, quello che è nascosto, quello che non si vede e che dopo si tramuta in una tragedia come quella di Giulia. Giulia penso che abbia scosso un po' e continui a scuotere ognuno di noi, sia come adulti che come giovani. In questa tavola rotonda ci sono molti giovani, ma stanno venendo fuori tante cose che secondo me erano sommerse. I ragazzi e le ragazze presenti all'incontro hanno avuto modo di confrontarsi sia con esponenti delle forze dell'ordine che del centro antiviolenza del Comune di Venezia e del mondo medico. In ospedale chiaramente era uno dei primi approcci che ha la donna che ha subito violenza, ma ho avuto occasione di visitare anche delle minori, ho avuto occasione di denunciare violenze su bambine.
ma in particolar modo quello che più mi ha impressionato nel mio periodo di ospedale sono state le violenze sulle prostitute. In Comune di Venezia è attivo un centro antiviolenza che lavora per far sì che le vittime possano trovare aiuto e rifugio, ma al tempo stesso, ha detto la Presidente del Consiglio Comunale Ermelinda Damiano, il Comune è impegnato in un'opera di educazione e prevenzione. Il fenomeno della violenza è un fenomeno trasversale che riguarda le donne di ogni età, riguarda le donne di qualsiasi contesto sociale, però dalla repressione dobbiamo cambiare il punto di vista, bisogna lavorare sulla prevenzione e lavorare sulla prevenzione con i giovani. Occorre educarli al rispetto, occorre educarli alla gentilezza, all'affettività, alla solidarietà. Una raccolta fondi avvenuta durante la tavola rotonda è stata devoluta al centro antiviolenza e alle case rifugio del Comune di Venezia. Ci fermiamo qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in studio, edizione di Venezia dei telegiornali di Antena 3. Proseguiamo con le notizie. Federalberghi si prepara a festeggiare i 50 anni con una serata a cui sarà presente anche il ministro Tajani. Molte le questioni sul piatto e sul ticket d'ingresso il presidente Schiavon si dice favorevole. Approfitteremo della presenza del Ministro per rimarcare alcuni temi che sono a noi cari come categoria, in particolare ovviamente quelli legati agli investimenti che saremo tenuti a fare da qui al prossimo futuro e quindi quello che riguarderà i fondi ovviamente europei e il PNRR, ma anche un tema cruciale, importante, strategico per valorizzare questi investimenti che sarà il tema del capitale umano. Federalberghi Veneto festeggia i suoi 50 anni con una serata di gala venerdì a Villa Foscarini Rossi di Stra, alla presenza anche del ministro Tajani, cui saranno appunto sottoposte alcune tematiche importanti. La ripresa c'è stata, ma per il 2024 bisognerà prestare attenzione ai prezzi. L'aumento di prezzi era fisiologico, perché l'aumento delle materie prime lo riscontriamo oggi nella quotidianità, solo quando andiamo a fare il carrello della spesa, piuttosto che fare benzina e distributori. Era inevitabile che anche le strutture ricettive sono state costrette a aumentare le loro tariffe. Sono anche consapevoli però che stiamo affrontando un momento difficile, che è quello dell'inflazione sostanzialmente, che attanaglia non solo gli italiani, ma attenzione anche mercati importanti per la nostra regione, tipo quello tedesco, e che quindi dovrà essere contenuto al massimo questo aumento di prezzi da qui al prossimo futuro, ma assolutamente inderogabile il mantenimento o se possibile anche elevare il livello qualitativo dei servizi che andiamo a erogare. E a proposito di 2024, Venezia si prepara alla sperimentazione del ticket d'ingresso che Federalberghi non disapprova. Non siamo contrari a questo tipo di sperimentazione, siamo consapevoli che Venezia è un patrimonio artistico mondiale che vada preservato e che se vogliamo andare in una direzione di innalzamento anche del livello qualitativo dei servizi che la città può erogare, esiste un limite oltre il quale non si può eccedere. Il sindacato degli infermieri Nursing Up a manifestare in Piazza dei Signori a Treviso, presente anche una rappresentanza veneziana. Sentiamo. Giù le mani dalle pensioni e quindi alla volontà di questo governo di tagliare le pensioni dei professionisti sanitari, che sono sempre più in fuga da questo sistema sanitario che non li valorizza. Nursing Up, sindacato degli infermieri e dei professionisti sanitari in presidio a Piazza dei Signori per chiedere al prefetto di Treviso e agli esponenti del governo un intervento deciso contro la legge finanziaria che prevede un riconteggio a ribasso delle pensioni per gli infermieri assunti prima del 1996. Togliere questa rimodulazione delle pensioni sui professionisti sanitari, nonché anche le professioni non mediche. E l'altro punto riguarda quello di aumentare il finanziamento della spesa pubblica per la sanità, perché le assunzioni devono essere fatte in un modo continuo. Carenza di personale e di ricambio generazionale. Nel 2024 saranno circa 14.000 gli infermieri che andranno in pensione, posti che non potranno essere riempiti nemmeno assumendo tutti i neolaureati in infermieristica, ad oggi circa 10.000. Lo Stato sta rispondendo assumendo in stranieri, mentre nostre professionalità formate con eccellenza e qualità vengono allettate dall'estero, quindi vanno all'estero perché vengono offerti stipendi d'oro, tanti benefit che invece qui non abbiamo, e a volte anche lo stipendio è uno stipendio da fame. Pochi fondi per la sanità mentale in Veneto, la regione è terzultima in Italia per finanziamenti.
La Regione ha dato 7 milioni in più quest'anno grazie anche alle nostre battaglie, va benissimo ma non è sufficiente, dobbiamo lavorare ancora di più per cercare di aumentare quello che adesso è un fondo insufficiente a favore della salute mentale. 7 milioni di euro in più è un segnale positivo ma ancora insufficiente rispetto ai bisogni della sanità mentale in Veneto. Poco prima Anna Maria Bigona aveva partecipato assieme ad altri consiglieri di opposizione al presidio organizzato davanti a Palazzo Ferrofini da Coordinamento Veneto Sanità Pubblica, Associazione Italiana Tutela Mentale e Comitato a Sostegno della Salute Mentale. La Regione deve investire molto di più per quanto riguarda la salute mentale e soprattutto il ricovero in reparti per adulti dei ragazzini under 18 deve terminare. Questo non è più accettabile né possibile. Secondo le 3 associazioni, il Veneto è la terzultima regione italiana di spesa pro capite per la salute mentale, cui è assegnato solo il 2,34% del fondo sanitario regionale, nonostante 2 deliberazioni di giunta regionale nel 2000 e nel 2010 prevedano il 5%. Per raggiungere questa percentuale occorrerebbero quasi 254 milioni di euro. Abbiamo chiesto l'applicazione delle schede regionali, quindi l'istituzione e l'attivazione di tutti i letti, posto letto nei servizi pubblici di neuropsichiatria infantile e questo è un primo dettaglio. L'altro è la presa in carico appunto dei primi esordi e quindi cercare di rimettere in società pienamente le persone senza fare in modo che la malattia si cronicizzi. Venerdì scorso l'incontro per gli aggiornamenti sulla staticità del campanile di Portogruaro. Sentiamo cosa è emerso. Il campanile di Portogruaro è scostato rispetto al fuoripiombo. La conferma è arrivata dall'incontro svoltosi venerdì scorso con il commissario, i tecnici del settore e i vigili del fuoco per fare il punto sul sistema di monitoraggio. È stato anche accertato che il doppio sistema di monitoraggi sia determinante per il supporto al sistema di decisioni sulle azioni da intraprendere in caso di allerta. La soprintendenza ha inoltre confermato che saranno eseguite indagini geologiche aggiuntive finalizzate alla realizzazione del progetto per la messa in sicurezza del campanile, finanziata dal Ministero dei Beni Culturali per circa 4 milioni di euro. Un nuovo incontro di aggiornamento è fissato per la fine del prossimo aprile. 100 anni dalla nascita di Lorenzo Milani, parroco particolarmente amato dai mestrini per il suo modo rivoluzionario di educare e per essersi occupato di dipendenze. Nel 2023, anno del centenario della nascita di Don Lorenzo Milani, si continuano tra queste mura a diffondere le parole del parroco di Barbiana. Avvicinarsi a Don Milani significa tradurre il suo pensiero. A 100 anni dalla nascita di Don Lorenzo Milani, il centro di solidarietà che porta il suo nome, fondato dal sacerdote mestrino Don Franco De Pieri nel 1985, vuole ricordarlo con alcune iniziative, tra cui un convegno svoltosi all'M9 con docenti universitari e non solo, oltre la proiezione di parte del documentario sul centro Don Milani, nato per la cura delle tossicodipendenze. Vengo da una storia di dipendenza di oltre 20 anni, di sostanza e gioco. Vedevo solo buio. Mi ero praticamente convinto di non poter più rivedere la luce. Questo percorso mi ha aiutato a capire che è possibile riprendersi la vita ed avere un nuovo inizio. Mi sembrava giusto ricordare la figura di questo educatore. Il centro Don Milani non è una scuola, Don Milani non si è mai occupato di tossicodipendenza, però in un certo senso anche in un centro di recupero per tossicodipendenti il tema dell'educazione, il tema di mi prendo cura, che è una delle frasi di Don Milani, sicuramente si incontrano. Al convegno si è indagato sui perché della nascita della sua figura, della sua esperienza, della sua memoria e sui motivi per cui a Mestre il suo nome è ancora sinonimo di educazione e riscatto. Papa Francesco per la Chiesa e Mattarella a nome della Repubblica hanno ricordato a tutti quanti quanto ancora Lorenzo Milani sia una figura da studiare, da ricordare e da studiare. Don Milani è sempre stato un personaggio molto citato dal mondo della pedagogia, dal mondo degli educatori, però poco letto. Allora l'idea è quella di riaccostarsi ai suoi testi, di leggerlo, di meditarlo, perché Milani, sia per quanto riguarda la Chiesa, sia per quanto riguarda la società, la cultura, il mondo della scuola, credo che possa ancora dire qualcosa. Musica popolare al Festival della Canzone Veneziana. Parte dei proventi sarà devoluto a progetti rivolti a giovani con disabilità.
È una parentesi, un tassello che io credo oggi si sia un po' troppo rilassato, che dobbiamo recuperare perché la canzone veneziana possa continuare, quindi con lo sguardo al futuro e quindi anche all'aggiornamento, pur rigorosamente legato alla radice della venezianità. È impossibile risalire alla nascita della canzone, qualcosa che è da sempre parte importante della storia dell'uomo, anche a Venezia. E dare continuità alla tradizione e al futuro della canzone veneziana è lo scopo della seconda edizione del festival, che la celebrerà il 10 dicembre al Malibran. È il racconto di tutte le persone che ogni giorno fanno grande la nostra città, Venezia, da chi alza la serranda la mattina presto, a chi si dedica attraverso la sua associazione sportiva a far crescere i ragazzi, a chi si dedica alla manualità, quindi con gli artigiani, quindi è cultura, è tradizioni, è storia, è recupero delle nostre radici. Parte dei proventi del festival sarà devoluto all'Associazione Famiglie e Abilità per lo sviluppo di progetti rivolti a giovani con disabilità. Festival anche quest'anno con un sacco di contenuti, un sacco di cose belle da vedere. Non sarà sicuramente un festival noioso, è una festa per tutte le persone, dai piccoli ai grandi. Questa è l'ultima notizia dell'edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Ora vi lascio al meteo, vi auguro una buona serata. Arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave. Bentrovati al meteo. Il mese di novembre si chiude con l'arrivo di una perturbazione che porterà diffuso maltempo. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì. Sul Veneto avremo precipitazioni diffuse nel corso della giornata, a tratti moderate. Il limite della neve sarà inizialmente a fondovalle sulle zone montane, sui 300-500 metri sulla pedemontana. Non si esclude qualche fiocco di neve misto a pioggia anche in pianura. Vediamo le temperature, le minime saranno stazionarie tra 1 e 5 gradi, massime invece in lieve calo, comprese tra 4 e 7 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui la grafica ci mostra che avremo piogge un po' dappertutto, localmente abbondanti. Quota neve inizialmente sui 400-600 metri, poi in progressivo innalzamento. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime sugli 8-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il cielo risulterà molto nuvoloso con inizialmente debolissime nevicate miste a pioggia. Temperature minime tra lo 0 e i -2 gradi, massime sui 3-4 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave.